Buongiorno. C'è qualcuno? Vabbè, aspettiamo. Oh. Salve. Mi sente? Sì, mi dica. Aspetta, ma non c'è nessuno a quest'ora. Forse sono tutti fuori, ma sono appena rientrati per un furto di veicolo. Può dire a me Ah, comunque. niente, ho fatto domanda per l'arruolamento, però ancora non ho avuto, siccome l'ho fatto ieri, non so quant'è la tempistica per, diciamo, avere una risposta. Mi dica il nome? Marshall, Marshall. Marshall. Sto cercando il suo bando. È sicuro di averlo fatto? sì, l'ho fatto ieri. Ma perché non lo vedo tra i bandi? Non ne appare? No. Allora, Magari provi a... a rieseguire magari la domanda, vediamo un attimo. Esatto, sì, magari provi a riseguire, sì. Magari la posta sa com'è, le raccomandate. Forse esatto, non è ancora arrivato, giusto. Va bene, ok, allora ci sentiamo prossimamente. Buon Perfetto, lavoro, buon lavoro anche a lei. arrivederci. Arrivederci. Vediamo il taxi, il numero com'era. Vediamo un po'. Ci sono taxi. Allora, vediamo un po'. Piccio di Colonome. Ok. Dove cazzo sta andando? Allora, sì, è giusto.
Dov'è? Ma che cazzo? Uss. Cazzo si è storpiato. Roba da pazzi. Ehi, bella! Signore, E questa Vespa d'epoca? eh no, sì, è Vespa Week, bisogna qualcosa, signore. No, ma mettetevelo uno specchietto, eh. Le piace? È bella, bella, è E se gliel'ho particolare. affittata? Se lei vuole per Bellissima. $20.000 tutta sua, eh. No, adesso col Covid ho perso il lavoro, quindi adesso Ah, vediamo di peccato. rifarci. Se lei ha bisogno di una mano, lei magari passa a centrale polizia, qualcuno dà una mano sicuro, sì? Va bene, infatti. Ok, Buona serata, signore, stia attento che qua gira brutta gente, eh. sì, ho visto, ho visto. Ok, si Buona ricorda di serata. fare 2 di olio per la miscela, eh. Ma questa non va a miscela, questa qua va in energia amicizia. Ah, Capito, no? Noi grandi amici, quindi va in energia amicizia. fighissima. Vabbè, ciao ragazzi. Arrivederci, Ciao signore, buona ciao. sera. Cazzo è sto cazzo di centro? Impiego di merda. Eccoci. Porca la puttana che stanco. Uff. Uff. Come cazzo? Dove cazzo sto andando? È giusto, vabbè. Per togliere che qua mi schiacciano. Di stronzi. Mm. Oh, eccoci qua arrivati. Andiamo di fare la domanda adesso. Vediamo se le poste questa volta sono... Allora, numero di telefono, non mi ricordo. Come cazzo era il numero di telefono? Eh, il numero... Ah,
8, 3. Ok. M e la D. Oh, speriamo di aver recapitato tutto. Vediamo un po'. Che cazzo succede adesso? Vediamo un po'. C'è qualche taxi. Ah, chi sta minchia. Veggio la bici, va. Salve. C'è mai nessuno. Quella di Cristo è Ming che ha aiutato a scegliere colore. E là. Salve. Ehi, sempre voi. Noi li vediamo, sì. E ormai ci rivediamo, ci vediamo Eh, dappertutto. Noi non ci siamo presentati prima. Io sono Ming, avvocato Ming, se l'hai bisogno. Salve. Ah, piacere, piacere. Piacere. Ming è lui. No, sono io Ming. Ah, ok. Io, sì. Io da ditino, sa, con Covid, meglio ditino. Esatto, no, è meglio avere la distanza, fa bene. Anche io prendo subito la distanza, faccio così. Eccola. Visto? Anche lui, quel signore che sta lì in sua mente vicino a Motolino Caduto, anche lui è avvocato. Tutti avvocati siete. Sì. Oh, Lui invece è il nostro grande amico, se tu hai bisogno di qualcosa tu chiede lui, eh. ok, va bene. È che solo adesso in questura non c'è nessuno. Vedi, noi fa Blaccino, sì, vedi. Bellini. Come quest'uno non c'è nessuno? No, no. Come? No, c'ero adesso, non c'è nessuno. Deve essere che sono tutti fuori in pattuglia. Noi andiamo a prendere le pezzi di una stira da distretto allora, sì. Sì, no, perché ho fornito la domanda per l'arruolamento. Adesso vediamo. Vediamo lei- bene. Lei è nuovo città? Sì, sì, sono nuovo, sono nuovo. Ah, già fatto documenti e tutto? Sì, già fatto. Patentina anche, sì? Fatto patente, sì. Perfetto, allora sì, a posto. Cosa Ok. tu passa, Ming? Niente. Ah, Che- capito, sì. Ecco, forse la polizia sta tornando, sì, sento sirene. Ah, Non so, ok, perfetto. Ora mi avvicino. Allora, avvocato, ci becchiamo.
Sì, se ne hai bisogno, no, è Ah no, l'ambulanza. ambulanza. Ah no, allora no, non ho bisogno di quello, meno male. Andiamo a salutare i dottori? Ma che cazzo fa ambulanza lì? Andiamo a salutare i Andiamo. dottori così? Anche lei Andiamo, conosce tutti. andiamo. Qualche infarto sicuramente qualcuno. È successo qualcosa dentro. Sì, Soul, tu fa saltino, sì, grazie, tutta l'antolo. Grazie. Ehi dottore, cosa è successo? Eh sì, E chi è che ha chiamato? E nessuno qua? qua. Qua nessuno. nessuno. Ho ricevuto una chiamata qua. Non è che Forse- qualcuno si è sentito male in bagno, ha controllato, magari là, non lo so, boh, là. Qua è chiuso. Qua sotto ci sono celle, non è che qualche detenuto, no? Boh. No, no. Ma strano, è detenuto il telefono, viene requisito. Sentite, sparano. Infatti sì. Io andrei via. Sì, vabbè, ma sì, meglio di sì comunque, sì. Ma qualcuno di voi è un poliziotto? No, no. No, lui vorrebbe esserlo, insomma, però di sto Io passo... ho fatto domanda, però non posso fare niente adesso. Andiamo. Ascolti, dottore, non è che ha per Chiamo la caso... polizia. Andiamo via. siccome ho un un calo glicemico, non è che ha per caso un panino o qualcosa? No, purtroppo manco io ce l'ho. Sto cercando anche il taxi, non trovo nulla. Ci vediamo allora ragazzi. Sì, Buona no, giornata. Io vado a mangiarmi un panino che ho fame. guida prudente. Salve avvocato. 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 Salve signora. Bruttina, eh? Allora. Andiamo a mangiarci un paninetto, eh. È chiuso qua. Essere fallito. Quanto? Ha rotto tutto. Ehi! Ha spaccato tutto qua, eh.
Avete spaccato tutto. Lui ha spaccato tutto. Mamma Oh, mia. minchia. Madonna, che male. Aspettate un attimo. Fallo il taxi, eh. Oh ragazzi, una domanda. Un negozietto per un panino. Sinceramente non lo so. Chioschetti di panini con cipolle, niente qua, vero? No, signore. Peccato, c'ho un desiderio proprio. Allora, appartamento Salvatore ha ripreso la moto. Cazzo me lo mangio il panino io. Me ne vado là, va. Cazzo vado. Ah. Che cazzo è tutto chiuso? Beh. Ah. Che cazzo, un panino.
Che cazzo. Ciao. Ciao. Mi fai un Perché mi fai gelato? mancare davanti alla caffetteria? Scusami, adesso te lo sposto, aspetta. No, ho detto, no, tranquillo, ho detto sei il tipo che era prima davanti alla caffetteria. Ah sì, però visto che non c'era nessuno, sono andato via. Tranquillo, gelato fior di latte o arancia? Fiori di latte. Ok. Ho un negozio di panini, qua non ce n'è, boh. Ecco a te. Di panini c'è il tacos. Tacos. È il tacos. Sì, il tacos, come si chiama, insomma. Mhm. Qua ci Vieni che ti devo? faccio la fattura. Vieni. Come ti chiami? Marshall. Ah, ok. Ciao. Non piacere mio. Allora, Tenace. vediamo. Vai. Davide, ciao. Eccomi. Sì, magari la prossima volta non parcheggiare poi davanti a piedi, davanti alla porta, grazie. Dimmi Davide. Tranquilla. Ma come parli? Scusami. Cosa? Stai parlando con me? Scusami, Ah, ok, scusa, il motorino stai parlando, ok. No, sì, dico il motorino suo. Proprio non l'ho manco visto il motorino, E vabbè. niente. Guarda che attenzione, che ho. Sei tornato a prendere da mangiare? Certo. Hai già lavorato? A Purtroppo, parte che io ho fatto purtroppo. anche un giro, madonna. Senti, sempre crepe e arancia? Ma sì, dai. Ricordami il tuo nome? Asia, non è... Ah, Hai le tasche piene? Asia, ok. Caro. Ho pagato, a posto? Sì, tranquillo, grazie mille. Ciao, bella, Buona ciao. serata. Ciao. Ciao, bello. Cazzo sta gelato, vaffanculo. Ah. Che cazzo lui? Allora. Gelato sta squagliando, va. Mi ha fatto un cazzo sto panino, no? Andiamo al tacco, va.
Cazzo. Andiamo un po' questo cazzo di tacco. Chiaro. Cazzo. Cazzo, me lo mangio. Sto cazzo di pani. Dura di cazzo. Uff. Oh, va bene. Che cazzo, ciao. Non sei tu, scusami. Eh? Nulla, ti ho scambiato per un'altra persona, scusami. Ascolta, visto che ci sei, ti devo chiedere, dove cacchio posso comprare un panino che sto morendo di fame? Ah, il negozio. Negozio? Ha un negozietto qualsiasi. Generale, non lo so, mi puoi indicare un nome? Così almeno vado diretto, magari trovo qualche qualità migliore. Nome di che? No, non ce n'è, devi andare semplicemente a un negozietto qualsiasi. Mhm. Con la coroncina verde, con dei soldi in mano. Prendi, ti Ok. compri un panino incartato. Ah, ok, va Se bene. no, se no vieni, sali con me. Dai, ok. Grazie, caro. Nulla. E impenna anche sta mo. Sì, sta macchina diciamo che ha la partenza truce.
Quel rompo nero ora segue me, quanto ci scommetti. Guarda, 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 che infami. Guarda, infami che mi vogliono. Portami via da questo posto di merda. Ragazzi, mollo un attimo. Niente, niente. Dove finisco adesso? Non l'ho visto veramente, vero? Oh. Non ho visto morire Michelle davanti ai miei occhi a un 40 metri di distanza. Sì. Porca puttana. Non ci voglio credere. Dov'è Michelle? È morta. Porca puttana. Ragazzi, ma vedete che cammino dentro la... Ciao. Ma sei impazzito tutto, sei impazzito. Michelle. Amore mio, non ti vedo, dove sei? E qua. Aspetta. Si è un po' fratturata, eh. Sì, ma non è... Cioè, l'ho colpita con la macchina. L'ho colpita con la macchina, ma l'ho colpita tipo a 9 metri di distanza. Non è una cosa normale. Grazie. Tutto a posto. Tutto a posto. T'ho colpito con la macchina, ma t'ho colpito tipo Lontana, infatti io non ti ho visto. lontanissimo. Dicevo, il tizio qua dietro di me vuole del cibo del Galaxy. Ah, andiamo, andiamo. Ma è possibile che Penso io non anche vedo una nessuno, macchina con porca puttana? Dai, ma non è normale. Sei stanziato. E che cazzo vuol dire stanziato? Ma sei tu 22? Sì. Esci dentro. Qualcuno che entra in bauliera? Ci stai, Michelle? O sei troppo alta? Non lo so, vediamo. Ma non mi fa mettere dentro. Ah, aspetta, scusa. Chi è che aveva chiamato al Galaxy? Noi. E chi è morto? Nulla, è un morto che vive adesso. Ah, va bene. Vabbè, Entra, Mish. Ok. se cado muoio di nuovo, lo dico. No, no, non cade. Chi è che sta sfavando? Io, ma non è... Sono anch'io. Che vuol dire tu ma non eri tu, Mish? Che vuol dire tu ma non eri tu? Io, ma non ero... Cioè, sto svappando, ma non ero io che porto... Ero io adesso. Ah, ok. Ero io adesso, va. Adesso ero io. Comunque piacere, Marshall, ragazzi. Michelle, piacere. Ciao, bello, sono Kevlar. Cazzo. Aia. Ah. Sì, sì, sì. Ok, lui è saltato fuori. Marcia, ricordati la cintura. Ah, sì. Su sta macchina soprattutto. Posto. Tutti fuori? Aspetta. Aspetta a scendere, aspetta a scendere. Ah, cazzo. Vai, scendi. Non mi fa uscire. Devi togliere la cintura. C. C. Ok. È B, non c'è. Hai fatto? Sì, sì. Ah, scendi pure. Cazzo. Arrivo. Arrivano i soccorsi. A Oh, posto. ok. Un po' incasinata la cosa.
Che facciamo? Vieni dentro. Wow. Che stiamo volendo? Che cazzo? Michele, una cosa da mangiare? Sì, subito. 1 o 2? Fai 2, va. Poi Misha, Poi? dammi una a capire. Allora, mi vogliono morto, questo è chiaro, giusto? Sì. Ok. Non si sa il motivo. Giusto? Giusto? Mi vengono contro Sì. Perfetto. e continuo a non sapere il motivo. Ok. Ora, Faccio la perché cura? 6 persone di cui non mi frega assolutamente un cazzo mi vogliono morto? Ah, e chi a malapena conosco? Perché probabilmente sai cose che loro non vogliono che tu sappia. Mi sa che devo mangiarne un altro, va. Un altro? Sì. Sì. Guardi che io non so neanche come si chiama, cioè io non li so i loro nomi, non so chi sono, non so che fanno. E mi vogliono morto. Ma qualcuno gli ha parlato di te, secondo te? Cosa? Qualcuno gli ha parlato di te? Probabile. Scusate, non basta cazzo di te. Ecco. Cioè capisci, a me non piace sparare, a me non piace far fuori la gente. Non mi piace stare armato in generale e allo stesso tempo non mi piace uccidere. Perché dovrei sparare a persone o comunque dovrei avere problemi con persone che neanche so chi sono e che fanno? Ok. E a quale fine dovrebbero volermi sparare? Michele, mi fai la fattura? Sì, sì, te la faccio subito. Ciao. Madonna, ancora non ci credo. È arrivata? Aspetta, non ancora. Ce l'ho fatta. È la stessa chiamata in teoria. Sono spostato un po', vai all'ultimo. Buonasera ragazzi. Ciao. Sì, mi è arrivata. Cosa ti do?
Non lo so, dammi qualcosa di forte che stasera non ce la faccio più, stanno capitando tutto a me. Va bene. Un fruit va bene? Sì, basta per forza, si dammene 2 o 3 così. A posto, Michelle? Sì, in teoria sì. Le pagate tutte e due? 700? Aspetta, andiamo con una da 700. 60 no. Perfetto. Ok. No, fattura. Ragazzi, vi lascio, vi ringrazio. Ciao ragazzi. Grazie a te, ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Mi sa che vediamo un attimo, chiamiamo il taxi. Boh, vabbè. Cazzo faccio? Ah. Cazzo, ma è possibile, oh.
cazzo? Risponde nessuno. Ma perché è mezzanotte? Allora, vediamo che cazzo mi manda un gioco. Ah. Salve, Salve, dove desidera andare? mi porta in questura cortesemente? Certo. Grazie. Ma non ho paura di lavorare notturno, una signorina? No, ho bisogno di vivere insomma. Ah, ok. Come la gente schifosa che c'è in giro. Lo so, dovrò pur correre qualche rischio Vabbè. per Cosa- sostenermi. Cosa si fa per vivere? Esatto, signore, ha ragione. Lei che lavoro fa, se posso chiedere? Io momentaneamente sono disoccupato a causa del Covid. Ah, Sto per arruolarmi in polizia, infatti sto andando a Ah. chiedere informazioni. perfetto. Ora spero di vederla come nuovo agente. Eh sì, sarò più sexy che mai. Allora, lei come si chiama? Mi chiamo Marshall, Marshall. Bel nome. grazie. Fidanzata lei, signorina? No, no. Sono arrivata oggi in città in realtà. Ah, bene. Allora, quando lei va, passi per prendere un caffè. Va bene. Mi farebbe vedremo. piacere. Vedremo se non sono troppo occupata con i taxi. Ci mancherebbe. Ok. Dovremmo essere quasi arrivati. La lascio qui Ecco qua. perché lì davanti non Va posso benissimo. stare. Ok, vi Vi faccio faccio la la fattura. Sono $500. Ok, vediamo un attimo. Ecco qua. Ecco qua. Ricevuto. Grazie Buon lavoro mille. ancora. Le Ciao. auguro una buona serata e auguri Grazie. per il nuovo lavoro. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Stai attento. Ehi, salve avvocato.
Salve, salve. Come mai ancora in giro a quest'ora? Sto andando dal mio socio Ming che mi ha appena chiamato. Ah, siete sempre insieme con Ming? Sì, sì, certo, abbiamo aperto ormai lo studio insieme. Ah, bene. Poi magari la prossima volta mi lascia il suo recapito, così magari non si sa mai, ho bisogno magari di un avvocato, ci mancherebbe. Come no? Guardi, una cosa che vado di fretta. Vada, vada. Perfetto, Ci vediamo alla prossima. Perfetto, Arrivederci, arrivederci. avvocato. Buonasera, salve agente. Sono tornato per sapere se la domanda gli era pervenuta per l'arruolamento. Ho parlato con un suo collega. Qual è il suo nome, mi scusi, che controllo? Marshall, Verifico. prego. Sì, mi è pervenuto. Perfetto, fate sapere voi. Un attimo che controllo, faccio un ulteriore controllo. Sì. Allora, posso farle sapere che lei dovrebbe... sicuramente la sua domanda è stata accettata, ovviamente deve, perché la fine penale è pulita, deve studiarsi il regolamento. Sì. Se contatta il sergente Logan in privato sull'applicativo Discordia, Sì. lui è Sniper su Discordia. Sniper. Sniper, sì, SN1 poi per qualcosa del genere, lo trova Ok. tra gli utenti. Le può richiedere di inviargli in privato tutta la documentazione relativa a cosa studiarsi o meno. Così durante il colloquio sarà pronto. Ecco qua, bene, bene, così Dopo aver proprio. finito di studiarsi il materiale, può passare qui per il colloquio. Perfetto, Ora allora il sergente Logan è impegnato è fuori. al momento, però no, è qui ma impegnato in attività un po' impegnative, Sì. insomma, particolari, ma cazzo che botta. Lei non ho visto niente, ma vabbè. Insomma, più tardi può contattarlo, o anche domani. Ok, va bene. Allora, buon lavoro e buon proseguimento. Amici miei. Grazie. Arrivederci. Sparviero? Arrivederci. Ecco. Vieni con me? Certo. Amici miei. Eccoci, eccoci. Eccoci. Guardi, tanto ho un secondo libero, le do il mio numero. Un attimo che prendo il telefono. Mi dica lei quando Dica, è pronto. dica. 555 Allora, 555 3482. 4 8. Perfetto. Ho fatto uno squillo. Perfetto. Ricordi il nome, avvocato? Attilio Petrozzi. Perfetto. Mi ricordo anche il suo. Io sono Marshall Mariottini. Salve, sì. Salve, signor Lo Ming. aggiungo subito. Tu ci è andato a vedere Mohammed, no? Chi, io? No. No, lui. Ah, ok. Sono arrivato adesso, Ming. Ok, inizia ad andare avanti, ci vediamo dentro, sì. Va bene. E vado a vedere cosa è successo. Per qualunque cosa mi chiami. Va bene. Arrivederci. Ci buona vediamo, serata. arrivederci.